Buongiorno, e benvenuti alla prima pagina dell'Avarino. Vediamo insieme le notizie di oggi. Il Gazzettino. Ospedali paralizzati nei fine settimana. Il buco, che fa male. Una risonanza di sabato. Impossibile. 8 giorni al mese prestazioni al palo. Non si possono invertire i turni, perché c'è poca forza lavoro, le liste si allungano. Il Piccolo di Trieste. Nel golfo l'invasione delle meduse. L'esperta, a breve diminuiranno. Dopo essere sparite per dei giorni, spostate dalle correnti, si sono riaddensate. Lo chef Metullio le ha assaggiate in Asia, si valuti di renderle commestibili pure qui. Proverei a servirle come antipasto croccante. Il Mattino di Padova. Verso le elezioni, in 700 per il Consiglio, 9 candidati sindaci. Si chiudono oggi i termini per il deposito delle liste. Ieri il primo a presentarsi è stato Giordani, poi Peghin e gli altri. I 153.000 padovani chiamati ai seggi tra un mese riceveranno una scheda lenzuolo. Corriere del Veneto. Un fischio per me non è una molestia, si chiama catcalling e offende le donne. Polemica in rosa per le parole della Donazzani. Per l'assessore al lavoro e alle pari opportunità della Regione Veneto non ci sono dubbi. Non è né cattivo, né volgare, anzi, se uno mi fa un sorriso e mi fischia dietro sono pure contenta. Corriere della Sera. Elisabetta Franchi condannata, imposte sanzioni a chi sciopera. Per il giudice condotte antisindacali nell'azienda dell'imprenditrice della moda. Nei giorni scorsi, Franchi era finita al centro delle polemiche perché aveva dichiarato di non assumere donne sotto i 40 anni, per non doverne fare a meno in caso di maternità. La Repubblica. Nei supermercati più marchi propri, così si risparmia. Le catene puntano sui prodotti con la loro etichetta. Il gruppo Coop ha un piano per portare la quota di prodotti a marca propria sui suoi scaffali al 50% entro la fine del 2023. Per Conad la quota è già salita negli ultimi 5 anni al 32%. Buona giornata, a domani.